martedì 9 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi in programma il Salone d'orientamento per i nuovi studenti universitari, la Casa Rosetta di Caltanissetta contro le dipendenze dei giovani e poi le prestazioni gratuite al Policlinico di Catania, ma non solo, per le donne nella settimana dal 18 al 24 aprile. Ne parleremo fra poco, apriamo intanto con la cronaca, blitz antidroga che la polizia di Catania ha realizzato smantellando una fiorente piazza di spaccio. 30 arresti, duro colpo alla cosca mafiosa degli Arena. Entravano ed uscivano per rifornirsi di droga, incuranti che ogni movimento era filmato ed osservato frame per frame. Immagini, intercettazioni e appostamenti che hanno permesso alla polizia di eseguire 30 arresti e di smantellare l'ennesima piazza di spaccio su Catania. Nel mirino della polizia è finita la cosca mafiosa degli Arena, dedita al traffico di stupefacenti. 200 gli agenti impegnati nell'operazione ribattezzata Terzo Capitolo. La sorveglianza della fiorente piazza di spaccio era assicurata da un sistema di vedette che comunicavano tra loro soltanto via radio. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni video, comprese quelle registrate con una telecamera nascosta piazzata davanti l'ingresso di un palazzo che poi era la base operativa per l'approvvigionamento e la vendita di cocaina, crack e marijuana. Un continuo andirivieni di giovani, anche di ragazze. Qui vedete un acquirente che nasconde la droga dopo averla acquistata. Il provvedimento restrittivo emesso dal GIP su richiesta della DDA della Procura di Catania ipotizza a vario titolo e con differenti profili di responsabilità i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi da fuoco. Adesso parliamo dei progetti importanti annunciati in Sicilia in vista del ponte. Si tratta soprattutto di infrastrutture ferroviarie con investimenti per oltre 17 miliardi tra alta velocità, nuove tratte, tecnologia avanzata. Sono stati annunciati ieri dalla Regione Siciliana e da WeBuild, che è il gruppo leader di Eurolink, cioè il consorzio che dovrà costruire il cavalcavia sullo stretto. Bene, WeBuild e la Regione concordano sul fatto che ci saranno opere nuove per rivoluzionare i trasporti tanto attese. Entravano ed uscivano per rifornirsi di droga. Alloggi di fortuna, garage fatiscenti nel reticolo di strade. Cantieri, lavoro, assunzioni. Sono 7.000 posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che WeBuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri. Obiettivo del gruppo è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina. Non solo ponte sullo stretto quindi, ma tanti interventi a corredo per rendere l'isola, anche sull'asse ferroviario, maggiormente fruibile. Dati emersi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Torre. Abbiamo firmato mesi or sono un protocollo con WeBuild perché formi i nostri giovani e poi li assuma. Siamo convinti che questo accordo verrà rispettato, già i primi risultati si sono visti con un primo centinaio di assunzioni, si stanno formando altri 500 giovani che verranno assunti, ma il programma complessivo è l'assunzione di ben 7.000 unità siciliane, di giovani siciliani che lavoreranno qui. Investimenti e cantieri e poi formazione e relazioni con le università locali. Stiamo facendo una cosa importante di questo nostro lavoro, è quello che si confronta sempre con le persone, si confronta con i ragazzi, si confronta con il mondo del lavoro e oggi il piano di investimenti che la Regione sta vivendo è gigantesco. Finalmente vedremo viaggiare i grandi carri per le merci, anche qui un nuovo modo di concepire il trasporto in previsione della cerniera strategica che sarà il ponte sullo stretto, ha detto invece il presidente di RFI, Dario Lobosco. Stalle abusive a Catania, oltre una decina quelle scoperte soltanto negli ultimi periodi. È un fenomeno che ne nasconde un altro più grande, le corse clandestine di cavalli, dove a commettere sono gruppi criminali e cosche mafiose che si fanno un sacco di soldi. Vediamo.
Alloggi di fortuna, garage fatiscenti. Nel reticolo di strade del quartiere San Cristoforo di Catania la polizia continua a scoprire stalle abusive e cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie. Oltre 20 gli animali sequestrati e più di 10 le stalle trovate negli ultimi periodi. La raffica di denunce non ha sosta. Ma cosa si cela dietro questo proliferare di stalle e allevamenti abusivi? Ci spiega il fenomeno il direttore della divisione anticrimine della polizia di Catania, Salvatore Montemagno. In certi quartieri avere un cavallo è una sorta di status symbol. Basta fare un giro a San Cristoforo, a Picanello, ma anche a San Giovanni Galermo e nei muri si possono scorgere stemmi di scuderie. A Catania i gruppi criminali posseggono una o più stalle. Alcuni cavalli sono di grossa stazza e dai calessi, dai farmaci dopanti trovati e da altri dettagli si può facilmente intuire che sono destinati alle corse clandestine, diverse quelle interrotte dagli agenti. Gli scommettitori si danno appuntamento all'alba, riescono a chiudere perfino delle strade interprovinciali. I cavalli lanciati al galoppo vengono spronati con urla, suoni di clacson e colpi di frusta. Tutto spesso va a finire sui social. Alta la posta in palio, decine di migliaia di euro. Talvolta però la vittoria vale più per un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in denaro, come è avvenuto tempo fa sui tornanti dell'Etna, dove a contendersi il premio finale c'erano due scuderie tutte particolari, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. E adesso è il momento della rassegna stampa regionale con Angelo Gagliano. Cominciamo stamattina, Michele, con la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Intanto si parla evidentemente di trasporti, di infrastrutture per la nostra regione. Sicilia, così RFI cambia il passo. Trasporti, cantieri per 17,6 miliardi, progetti per altri 30, ma talpe ferme se manca l'acqua, e quindi torna questa emergenza anche da un punto di vista della mobilità. Poi ancora altra notizia con foto accompagnata in prima pagina: pomodori di Pechino, si scrive e si legge stamattina. La Coldiretti Sicilia porta al Brennero la protesta contro l'invasione dei prodotti agroalimentari taroccati. Questo è, e ne abbiamo parlato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali. E poi i rincari, attenzione, benzina, i prezzi salgono ai massimi, per ogni auto aggravio di 176 euro all'anno. E poi ancora il super bonus pesa 122 miliardi ma esclusa manovra correttiva. Queste le indicazioni che arrivano chiaramente dal governo. C'è stata una rissa nel Modicano e insieme con 3 amici insegue, sperona e picchia l'amante della moglie. E ancora siamo a Caltagirone, in auto con i genitori nascondeva la cocaina rosa, la droga dell'alta società. Questa è dunque la nuova frontiera delle sostanze stupefacenti. C'è stato un protocollo d'intesa firmato, fare informazione, la Sicilia entra in classe nelle periferie e anche praticamente nelle condizioni più difficili. Cerchiamo di leggere un po' di più invece per le infrastrutture, perché servono 30 miliardi per le altre infrastrutture. RFI ha studi di fattibilità pronti o in corso, ma vedete la siccità fra i rischi imprevisti: se manca l'acqua le talpe sono ferme, si mobilita e si cerca una soluzione, perché i cantieri non possono evidentemente andare avanti. Sempre su questo tema, ecco il cambio di passo di RFI: il trasporto sarà integrato e digitale. Progetti in corso per 17,6 miliardi fra l'alta velocità, 9 tratte e tanta tecnologia. Possiamo vedere una mappa, l'itinerario Messina-Catania-Palermo. Vedete, ci sono tutte le tratte, tutto quello che si sta cercando di realizzare nella nostra regione. Ci sono diversi, vedete, ad esempio il lotto 1+2 Fiumetorto-Lercare in realizzazione, attivazione nel 2029, un altro lotto 3 Lercara-Caltanissetta-Xilbi in realizzazione, attivazione nel 2026. Ci sono diversi lotti, si sta lavorando, diciamo, nella nostra regione perché si possa avere, diciamo, una Ci vorrà un po' di tempo. Molto tempo. Parliamo di cantieri che saranno attivati nel 2026, insomma, cioè non cantieri, tratte finite in realizzazione a partire dal 2026, 2025, 2029 alcune, però insomma c'è questo progetto. Attenzione a quello che abbiamo visto dalla prima pagina, perché il prezzo della benzina a livelli record. La Verde
supera 1,91 al litro al self-service, fino a 2,50 in autostrada. Il Partito Democratico alla Meloni: tagli le accise, questa è la richiesta per la situazione dei consumatori. In questi momenti costano 176 euro l'anno in più per ogni automobilista. E poi una notizia che si ritrova anche su altri quotidiani stamattina: successioni smart. Oggi arriva il decreto di Palazzo Chigi, insomma per le successioni ci saranno delle semplificazioni o comunque cambieranno un po' di regole rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Siamo invece ancora sulla pagina interna della Sicilia, qui informare i cittadini, firmato a Catania un protocollo d'intesa promosso dall'Osservatorio contro le devianze minorili. La Sicilia entra nelle scuole di periferia e anche negli IPM gli studenti cronisti, quindi insomma si cercherà di coinvolgere di più i ragazzi. La pagina dedicata invece alla città di Catania: picche, minacce di morte alla compagna e in casa aveva armi e munizioni, è stato arrestato. Ancora controlli dei vigili in via Leopardi, siamo a Catania, circonvallazione, multe e sequestre per soste irregolari e suolo pubblico. Da questo punto di vista dunque c'è stata una stretta. E poi la mobilità: fare sistema è un'esigenza, idee, spunti, proposte e stato dell'arte delle opere con esperti tecnici amministratori, un forum nella redazione della Sicilia sul tema dei collegamenti nell'area dell'Etna e arriva sino dunque al capoluogo. Lasciamo dunque la Sicilia, siamo alla prima pagina del Giornale di Sicilia. Il Ponte lancia il treno Sicilia. Cosa significa? Ne abbiamo già parlato, con un piano di investimenti da 17,6 miliardi, 7.000 assunzioni in 5 anni, vedete ci sono anche tanti posti di lavoro. RFI e WeBuild guardano oltre il collegamento sullo stretto, volume di opere senza uguali in Italia. Questo è dunque il progetto. Poi ancora per le isole minori: taglia le linee dei traghetti, disagi in arrivo, agricoltori sono in rivolta, i prodotti stranieri sono venduti come locali e abbiamo visto la protesta al Brennero. Fotonotizia: autobus fermi, uffici chiusi, Amat, terzo sciopero, la protesta per gli incentivi e gli adeguamenti dei contratti. Siamo a Palermo. Super bonus a quota 122 miliardi, si studiano i rimedi, oggi ci sarà un Consiglio dei Ministri. Il ministro Giorgetti: eredità pesantissima, ma esclude una manovra correttiva. Assieme al DEF, a Palazzo Chigi pronto il varo anche di nuove norme sulle successioni, come abbiamo già detto. A Marsala, fidanzatini aggrediti con una mazza, c'è anche un denunciato. E ancora leggiamo dalle altre prime pagine, siamo su Repubblica a Palermo, eccolo qui, vedete, due titoli in primo piano. Intanto la resistenza del ponte a Messina, prima giornata dello sportello dedicato ai proprietari di edifici e terreni destinati all'esproprio. C'è anche chi paga ancora il mutuo, ci incateneremo a casa nostra, così dicono i messinesi. E poi a Villa San Giovanni lo sconforto di Aldo Sottilaro, erede dei fondatori del ristorante Boccaccio, mezzo secolo di storia finisce nella polvere dei cantieri e spunta l'allarme 'ndrangheta. Questo è dunque la situazione. L'emergenza siccità: Palermo assetata, cerca altre falde acquifere, il turismo in allarme, prepara dunque cisterne ad autobotti per sopperire a questa emergenza. Titoli che comunque e fatti che si ritrovano nelle pagine interne. Sul ponte, sfilone no, esproprio, questo è il titolo della pagina interna sulla Repubblica. Ci incateneremo a casa nostra, questo è il messaggio che viene fuori. A Messina, primo giorno di attività per lo sportello di informazione su edifici e terreni destinati a lasciare spazio ai piloni. C'è chi deve ancora pagare le rate del mutuo per 7 anni e chi ha scoperto solo pochi giorni fa di poter perdere l'abitazione. Insomma, ci sono tante storie di proprietari e di abitazioni e di immobili. Poi invece ci sono i progetti di 30 anni fa, quindi non sono progetti nuovi, per rinnovare le ferrovie, il punto sui cantieri di RFI, il raddoppio della Palermo-Catania-Messina, procede a tappe. Per il passante bisognerà aspettare il 2025, per l'anello il 2028, tempi certamente lunghissimi quelli che
ci aspettano. Poi ancora sempre sulle pagine interne della Repubblica Palermo, Palermo a caccia di nuove falde, la prima spunta a Trabia. Ha allo studio anche l'utilizzo delle acque reflue depurate per soddisfare i bisogni del settore agricolo e dell'industria. E vedete poi la foto eloquente con insomma, il terreno arido, SOS Acqua, leggiamo, estate calda, ecco i piani per evitare che ci sia davvero una crisi. L'azienda che rifornisce la città prova a giocare la carta dei pozzi, intanto nelle perle dell'isola si profila già l'incubo delle disdette. Questo è il tema. Siamo adesso invece alla prima pagina della Gazzetta del Sud. Si torna a parlare anche qui di investimenti mai visti in Sicilia, impegnati già 17 dei 22 miliardi destinati alla riorganizzazione ferroviaria. Il presidente della regione Schifani fa il punto, RFI e anche Webuild allo stesso tavolo sui cantieri e i progetti in corso. E poi la voce dei cittadini allo sportello espropri, leggiamo ancora. C'è chi si ritiene soddisfatto ma non preoccupato e chi è pronto a incatenarsi pur di non vedere abbattuta la propria casa. Si sono riuniti ieri e ci sono stati i primi appuntamenti allo sportello aperto al Palacultura dello Stretto di Messina per dare informazioni sulle procedure legate al ponte. E poi ancora a Taormina, accordo tra AMAM è comune per eliminare le carenze idriche e quindi Taormina cerca di trovare una soluzione alle difficoltà di approvvigionamento dell'acqua. Altre notizie che riguardano la cronaca locale, anche la cronaca nera, omicidi mafiosi degli anni 90, è stata chiusa l'inchiesta a Barcellona e poi c'è stata questa selvaggia aggressione ad un uomo di 84 anni, 4 minori hanno picchiato Franco Longo, ex cessista, la scena davanti al nipotino di 7 anni. L'episodio si è verificato sulla panoramica, alcuni automobilisti hanno salvato l'anziano. Questa è una bruttissima, altra bruttissima storia che viene raccontata questa mattina dalle pagine dei quotidiani siciliani. Chiudiamo con un'appendice sportiva. Catania allarme play-out, ecco tutte le combinazioni per evitare di tornare in Serie D. Pur avendo già la certezza di aver conquistato l'accesso ai play-off per la promozione in B, si rischia un finale di stagione terribile. Dopo la magica serata del Massimino, la vittoria di Coppa Italia, gli etnei sono tornati a combinare disastri. Riferimento è alla sconfitta patita contro la Virtus Francavilla. Messina, che è il prossimo avversario del Catania, quindi ci sarà il derby domenica sera. Parla il campo ma non solo, salvezza ipotecata con il successo sul Monterosi, le frecciatine di Modica lanciano dubbi sul futuro, Grella già carica il derby, domenica la gara più importante dell'anno, questo è il messaggio dell'amministratore delegato e vicepresidente rossazzurro. E poi la festa, la gioia di Trapani, Trapani impazzita per il calcio, sogna una squadra tra le grandi dopo la promozione dalla Serie D alla Serie C, quindi ritorno tra i professionisti. Ci fermiamo qui. Complimenti allora ancora al Trapani, adesso noi ci fermiamo per un po', tra poco, pochissimo, state con noi, la rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Angelo Gagliano, a te la parola. Stamattina cominciamo la rassegna stampa nazionale con la prima di Repubblica. Due fatti in primo piano. Intanto, madri surrogate da vietare, il no del Papa, la dottrina della Chiesa, pericolosa la teoria che cancella le differenze tra i sessi e la gestazione per altri sia proibita a livello universale. Le parole del Papa. E poi invece il Medio Oriente dall'altra parte, ritorno a Khan Yunis, città fantasma dove è morto il futuro di Gaza. Dopo gli scandali, la stretta del Partito Democratico sui candidati con il nuovo codice etico, e questa era la prima pagina di Repubblica, ma intanto vi segnalo sempre su Repubblica i dati delle infiltrazioni mafiose e criminali. C'è un approfondimento proprio di Maurizio Molinari e quindi evidentemente è da approfondire. C'è stato un arresto importante a Roma, un terrorista dell'ISIS di nazionalità tagika è stato fermato, forse, insomma, era tra i più attivi nella lista dei
ricercati. Dalla prima della Repubblica siamo invece alla Corriere della Sera. Gaza, una nuova proposta USA su tregua e ostaggi, raid intanto su Saporizia, torna l'allarme nucleare, quindi le due guerre tengono davvero il mondo con il fiato sospeso. Ancora leggiamo il governo, la prova dei conti, cambiamo tema, siamo all'economia, al nostro paese. Giorgetti, nessuna manovra aggiuntiva, novità su donazioni e successioni, il DEF in Consiglio dei Ministri, il super bonus pesa per oltre 210 miliardi, c'è lo scontro con le opposizioni. E poi vedete la fotonotizia stamattina che ha il Corriere, foto, sì, perché si parla di questo fenomeno, no? Sole del tutto oscurato dal Pacifico agli Stati Uniti, c'è stata l'eclissi in Messico con il naso all'insù e occhiali speciali per ammirare lo spettacolo dell'eclissi totale del Sole. E ancora appuntamento al buio in milioni per l'eclissi. Altre notizie: surrogata gender e fine vita, la linea dura del Vaticano, minacce per la dignità. Questo è dunque il pensiero e la dottrina del Vaticano. E poi la donna, il revenge porn, le foto intime, 10 denunce non sono servite. Questo è la sua, il suo sfogo. Dal Corriere siamo invece alla Stampa. Si parla di economia, intanto Giorgetti e il DEF al buio, aspettiamo le regole dell'Unione Europea, Cottarelli scelta incomprensibile ma c'è un piano per ridurre il debito, il Ministro lo conferma, documento senza previsioni, nessuna manovra correttiva. Ancora, vedete, l'inchiesta di Torino, stiamo parlando già di diciamo, politica, affaristi in comune, la rete di Gallo ed il PD, leggiamo sempre le parole del Papa, maternità surrogata, la condanna del Papa deve diventare un reato universale, così dice Papa Francesco. E poi il dibattito, io femminista dico no al mercato dei figli. E ancora, vedete, anche qui c'è la foto notizia, eclissi magica, il titolo, milioni di persone a testa in su per un evento da record. Vedete questa composizione particolare con il cielo praticamente buio e tutti a guardare con questi occhialini particolari. Netanyahu con i falchi, attaccheremo Rafah, questo è dunque. Poi le reazioni in Italia, le contestazioni nelle università, il direttore della Normale, perché sto con i ragazzi, Leonardo Di Paco. Questo dunque è la prima pagina della Stampa. Altre notizie con il Sole 24 Ore, perché abbiamo già visto come cambia l'imposta di successione, arriverà un provvedimento del governo, imposta di successione e donazione arrivano precompilate e calcoli fai da te. Oggi in Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che semplifica le imposte indirette, riscritte le regole su trust, preliminari di vendita e aziende di famiglia. Ma poi il bonus case che pesa sul debito una manovra, una nuova ondata da 30 miliardi, quindi insomma siamo davvero da questo punto di vista diciamo le nostre finanze vanno male. Il 30% della Ferrari nelle mani degli investitori americani, insomma un pezzo della nostra Italia che in qualche modo viene finanziata con soldi stranieri. Questo per l'economia. Il giornale adesso, anche qui vedete in primo piano, cambiano le regole sull'eredità, via libera del governo, successione e donazioni più semplici, si parla di tassa unica. Ancora leggiamo qui, caos in redazione, Repubblica censura le sue notizie, Molinari sfiduciato, così scrive chiaramente il giornale. E lasciamo il giornale per Avvenire, le parole del Papa. Dignità soprattutto. Il cardinale Fernandez e di tutte le persone, nessun peccato umano può cancellarla, aborto, tratta, eutanasia tra i casi di umanità violata, l'omosessualità mai un reato. Insomma, è il pensiero espresso da Papa Francesco, ripreso poi chiaramente da chi all'interno della Chiesa poi è deputata a scrivere la dottrina della fede, documento
una dignitas infinita. Dopo 5 anni di lavoro dal Dicastero per la dottrina della fede è arrivato questa indicazione. Andiamo ancora avanti. Mirafiori, tutto e ancora niente. Vedete questa foto che in qualche modo è eloquente, perché venerdì ci sarà uno sciopero unitario, domani c'è Tavares. Insomma, la situazione in questo momento non è diciamo, positiva per l'industria dell'auto in Italia. Israele punta su Rafah, caos negli atenei italiani e le due facce di questo conflitto in Medio Oriente risvolte in Italia. C'è il Fatto Quotidiano, perché sottolinea e mette in evidenza come Piantedosi grazie al PD dei voti sporchi a Torino. Cosa significa? Perché in Puglia minaccia lo scioglimento, in Piemonte non fa nulla. Quindi insomma come viene affrontato quasi lo stesso tema, diciamo la stessa vicenda per due città diverse, così evidenzia il Fatto Quotidiano. Poi siamo sull'Unità, come sempre i fatti in primo piano sono due: la questione morale, liberare la politica dalla peste moralista. Questa è la riflessione di Piero Sansonetti. E poi Netanyahu pronto ad un nuovo raid, nessun ormai crede a Bibi, Rafah sarà distrutta. Questa è la sintesi di questo pensiero. Ritiro mancino, il titolo scelto dal Manifesto, che accompagna come sempre con la foto le sue notizie. Abbiamo fissato la data dell'attacco a Rafah, ma che ritirata. Netanyahu spegne subito le speranze che erano nate dal ridispiegamento delle truppe di Israele, che hanno lasciato il sud di Gaza, mentre i palestinesi tornano alle case di cui erano fuggiti e le trovano in briciole. Quindi praticamente non c'è più nulla. PD, rivolta contro Conte, basta offesa, continua questo scontro tra il capo del Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Il documento, utero in affitto e gender, il Papa bastona il PD, la Santa Sede, la maternità surrogata deve essere reato universale, pericolosissime le nuove teorie sui generi, gelo tra cattolici e democratici, cambi di sesso a 11 anni, il caso Careggi in procura. Ci sono altre notizie: successioni e bollo auto, si cambia oggi in Consiglio dei Ministri le nuove norme sul fisco. E poi c'è un approfondimento che possiamo anche vedere, vedremo se avremo tempo sulle altre pagine, il piano di Trump per fare finire la guerra in un giorno. Vedete qui, ieri un consigliere di Donald Trump, Jason Miller, ha negato che esista un piano dell'ex presidente ricandidato alla Casa Bianca per piegare Kiev a rinunciare intanto al Donbass. Non si sa. Qualcuno dice di sì, qualcun altro dice di no. Nelle pagine interne del Corriere, ad esempio, c'è un approfondimento su questo tema, ma non solo sul Corriere. Intanto partiamo proprio dal Corriere, su questa notizia. Vedete, il piano segreto di Trump per fermare la guerra a beneficio di Putin, indurre l'Ucraina a rinunciare a Crimea e Donbass. E poi è arrivata la smentita. Questo è uno dei tanti titoli. Un'altra ancora, vedete, la fronda dei trampiani pro Putin blocca ancora gli aiuti a Zelensky. Le indiscrezioni sul piano di pace del tycoon spaccano il Congresso, lo speaker Johnson costretto a rinviare il voto sui 60 miliardi di armi. Questo è quello che viene fuori dagli approfondimenti sulle pagine interne dei quotidiani. Torniamo allora, abbiamo ancora qualche minuto sulle prime pagine. C'è ad esempio il Tempo da leggere. Operazione sorpasso, il golpe del PD con Conte per silurare Schlein, addirittura. Da Orlando a Bettini e Guerini, il caso Bari diventa una guerra e già si lavora per il dopo Elli. L'inchiesta travolge la Puglia, la destra ora punta a vincere, duello Melchiorre e Romito. Questa è la situazione. Poi ancora, arrestato a Roma il terrorista dell'ISIS, Atenei, furia e anti-ebrei, l'allarme islamista. Ancora qui, utero in affitto, anatema del Papa. E ancora invece leggiamo migranti in Albania e boom di offerte, ecco i 25 progetti. Tutto questo sul quotidiano Il Tempo. Leggiamo anche la prima pagina della Verità questa mattina. Le primarie dell''ndrangheta, così il sindaco di Torino ha vinto. L'inchiesta piemontese che terremota il partito
Democratico. Qualche approfondimento. Sasà Gallo, il Dem indagato per estorsione e corruzione elettorale, si è speso molto in favore di Lo Russo nella competizione finita con meno di 300 voti di scarto, e a chi li sgarrava diceva: avrai la vita difficile. Insomma, davvero una situazione un po' complicata. E poi vedete una patatina al posto dell'ostia, lo spot che offende i cattolici nei giorni dell'esaltazione del Ramadan. Sono andati a rivedere questo spot. I bonus di Conte si sono mangiati tutto il PNRR. La spesa complessiva ha raggiunto la cifra mostruosa di 210 miliardi contro i 196 del piano europeo, che intanto viene utilizzato con il contagocce dei vari paesi. Troppi vincoli, meglio emettere titoli di debito pubblico. Insomma, questa è la situazione. Mi fermo. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa nazionale. Diamo un'occhiata al tempo prima di uscire di casa. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì una perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, fenomeni concentrati soprattutto a nord-ovest, qualche piovasco anche sul Triveneto e localmente in Toscana, meglio altrove. In dettaglio in Sicilia, condizioni di bel tempo per la giornata di martedì con sole protagonista, cieli sereni e tersi, ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico molto mite con punte di 24-25 gradi. Dando un accenno poi alla situazione attesa per la giornata di mercoledì, avremo una perturbazione che attraverserà il nostro territorio e lambirà solo parzialmente la Sicilia, qualche piovasco da segnalare sulla fascia tirrenica, in particolar modo nella zona del Messinese, con anche qualche annuvolamento, meglio invece altrove. Temperature massime per lo più stazionarie. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci di nuovo qua in diretta, con noi un illustre ospite, siamo molto lieti di averlo con noi, è il rettore dell'Università di Catania, il professor Francesco Priolo. Benvenuto e grazie di essere con noi. Grazie. Allora, dobbiamo parlare di questo salone dell'orientamento per i nuovi universitari. Di cosa si tratta? Da oggi c'è in via Santa Sofia una iniziativa. Qual è? Assolutamente sì, da oggi alla Cittadella Universitaria, nella zona CUS della Cittadella, avremo porte aperte per tutti i futuri studenti e le future studentesse. È il Salone dell'Orientamento, ospiteremo 140 scuole dalle diverse province siciliane, ma anche dalla Calabria, e ci aspettiamo di poter accogliere 17.000 ragazzi e ragazze che verranno e vedranno qual è l'offerta formativa per il loro futuro. Complimenti, lei ha già accennato, quindi qual è lo scopo di questo enorme coinvolgimento di studenti? Lo scopo è quello di far conoscere agli studenti delle ultime 2 classi delle scuole secondarie superiori quali sono le opportunità e quali sono le possibilità per il loro futuro. Quindi presenteremo i 112 corsi, perché di questo stiamo parlando, 112 corsi di studio, quindi un'ampia offerta formativa, ma anche ci saranno dei laboratori specifici perché ciascuno possa comprendere quali sono i propri sogni, quali sono le proprie possibilità e dove si vuole iscrivere. Ma è molto bello davvero. Oggi alle 11 lei taglierà un po' il nastro di questa iniziativa. Sì, taglierò il nastro assieme a tanti altri docenti, personale tecnico amministrativo, ma anche gli studenti del nostro Ateneo che saranno felici di accogliere le prossime matricole e anche loro stessi spiegare
quello che l'università effettivamente è. Dov'è che, Rettore, che l'Università di Catania è più forte, come dire, più attraente? Questa è una domanda difficile. Credo che l'Università di Catania sia forte in tantissimi campi. Io vorrei ricordare alcune semplici eccellenze, senza far torto a nessuno, certo. A partire dalla scoperta delle mura di Hammurabi in archeologia, fatte proprio dai docenti dell'Università di Catania nell'antica Babilonia, ma ancora i primi trapianti di utero in Italia, anzi gli unici in Italia, con la nascita poi di una bellissima bambina, fatti proprio presso il Policlinico Universitario della nostra città. Ma complimenti davvero. Adesso ci sono anche in discussione 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Che rapporto c'è fra questa iniziativa e quest'altra? L'Università di Catania è davvero impegnata sulla sostenibilità e per esempio quello che faremo è innanzitutto doneremo un leccio per ciascuna scuola che ospitiamo in questi giorni, giusto come misura di compensazione alle emissioni di CO2 che questo evento ovviamente comporta, ma nello stesso tempo l'evento sarà un evento sostenibile, sempre con carta riciclata e ancora con la possibilità ovviamente di non avere rifiuti, e nello stesso tempo quello che ci sarà è un grande parcheggio, il parcheggio Zenone in via Santa Sofia, con un bus navetta per evitare ovviamente al massimo quelli che sono i disagi. E chi saranno i docenti, immagino, che saranno addetti agli incontri con gli studenti, con i giovani che devono scegliere la facoltà? Certo, ci sono docenti del nostro Ateneo, più di 1000 unità di personale, più di 1000 docenti e personale tecnico amministrativo e studenti coinvolti proprio per spiegare dal vivo, e come dicevo prima le spiegazioni verranno fatte direttamente dai docenti ma anche dagli attuali studenti, e questo è un punto importante perché magari tra studenti e liceali ci si comprende meglio, si capisce meglio e nello stesso tempo c'è anche quella somiglianza anagrafica che consente un rapporto più diretto. E poi ci sono i laboratori, non lo dimentichiamo, 7000 ragazzi e ragazze verranno coinvolti nei laboratori, e questi laboratori aiuteranno non solo ad entusiasmare ma anche a comprendere quali sono per ciascuno le proprie aspettative, le cose che piacciono, le cose che interessano, e quindi poter scegliere in maniera consapevole. Faranno una visita guidata attraverso questi laboratori, naturalmente. Non solo, ma parteciperanno ad attività laboratoriali. È stata messa su un'attività laboratoriale appositamente per i ragazzi. E quindi siete d'intesa con le scuole, naturalmente? Assolutamente sì, una grande collaborazione all'interno di un grosso progetto, è il progetto WE della nostra università, un progetto che ogni anno incontra più di 10.000 ragazzi e ragazze anche direttamente nei loro luoghi, proprio perché la scelta consapevole è la cosa principale. Tante volte l'abbandono dell'università viene fatto perché la scelta non è stata una scelta consapevole, e quindi le aspettative sono diverse semplicemente perché non si è seguita quella che era la linea corretta per ciascuno. E questo potrebbe essere, come dire, un rimedio importante sia per come dire, frenare le partenze fuori dalla Sicilia di giovani che vogliono iscriversi all'università, e contemporaneamente anche aiutare a formare per impedire che ci sia quel distacco tra offerta e richiesta che abbiamo notato nei giorni scorsi, anche importante. Assolutamente sì, io direi che ci sono due aspetti che vanno considerati. Il frenare la fuga verso il centro-nord è legata anche a una conoscenza più diretta di quello che abbiamo, perché molto spesso noi non sappiamo quello che c'è e andiamo a prioristicamente altrove, e questo credo che sia un grave errore. Nello stesso tempo dobbiamo anche attrarre, e allora stiamo aumentando il numero di corsi in lingua inglese. Basti pensare il corso in Medicine and Surgery, oltre a Medicina e Chirurgia c'è un corso Medicine and Surgery
completamente in inglese, totalmente in lingua Caspita, inglese, e ci sono altri 11 corsi che sono completamente in lingua inglese, in modo da attrarre ragazzi e ragazze anche da altri luoghi. Molto interessante, Rettore. Cos'è l'area della terza missione politiche per la sostenibilità? Stiamo parlando di sostenibilità, ma c'è un servizio proprio specifico vostro? Assolutamente sì, c'è un'area che è dedicata. La terza missione è quella che riguarda la responsabilità sociale. Il nome è un nome un po' strano, ma responsabilità sociale spiega bene di che cosa si tratta. L'università fa didattica, fa ricerca, ma responsabilità sociale, quindi impatto sul territorio, e l'impatto sul territorio lo si fa sia collaborando con le imprese, con le aziende, ma nello stesso tempo lo si fa con la sostenibilità. L'Università di Catania deve essere da esempio. Giusto per fare due esempi, per quello che riguarda la raccolta differenziata siamo al 70% all'interno dell'università, è un numero importante, ogni anno c'è una gara tra i dipartimenti per chi è il dipartimento migliore. Beh, dovreste comunicare con l'amministrazione per dare i suggerimenti e proposte concrete. Penso che no, ma sul serio le accetterebbero con molto Certo, ma poi c'è un altro punto, favore. Per quello che riguarda l'energia, magari non si sa molto, ma siamo l'università con la più alta percentuale di energia sostenibile. Il 14% del consumo di energia elettrica del nostro Ateneo è autoprodotto con pannelli solari. Pannelli solari, ma dove sono? Dove li avete? No, a Piazza Università? No, sono alla Cittadella. Alla certo, Cittadella, fantastico. Beh, complimenti davvero, Rettore, in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa. Comincia da oggi, Salone di orientamento per i nuovi universitari, promosso naturalmente dal professor Francesco Priolo, che è il rettore dell'Università di Catania. Buon lavoro e grazie per essere stato con noi. Facciamo una breve pausa e poi dopo ci occuperemo d'altro. Buongiorno Sicilia. Adesso Buongiorno Sicilia, insieme con voi, si occupa di lotta alle dipendenze dalle sostanze tossiche. Pensate che il 7% degli italiani hanno provato la cocaina almeno una volta, arriviamo addirittura al 32%, quindi quasi 1 su 3 la cannabis, il 2,7 l'ecstasy, e non abbiamo ancora statistiche del crack e della cocaina rosa, le cose più recenti. Ne vogliamo parlare con il presidente di Casa Rosetta, che è in collegamento con noi da Caltanissetta, è Giorgio De Cristoforo. Buongiorno Presidente e benvenuto. Cosa fa Casa Rosetta contro le dipendenze patologiche? Casa Rosetta intanto opera per il trattamento e il recupero dei dipendenti patologici da sostanza o da altro, con 3 comunità terapeutiche che sono accreditate e operano in convenzione con la Regione. Ma l'impegno di Casa Rosetta è rivolto sempre di più alla prevenzione, perché noi siamo i primi, saremo i primi ad essere più lieti, più contenti se diminuirà il numero delle persone che saranno costrette a rivolgersi alla comunità per la riabilitazione, se potranno evitare di cadere nella dipendenza, nel vortice della dipendenza, con tutte le conseguenze che ne derivano. E questa attività crescente di prevenzione la svolgiamo nelle scuole, e adesso abbiamo appena avviato un progetto che abbiamo presentato al Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, ci è stato approvato e ammesso anche ad un piccolo contributo, un progetto di prevenzione che svilupperemo nell'arco di 2 anni nelle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, rivolto agli studenti soprattutto, ma rivolto anche agli insegnanti, perché una sezione del progetto prevede la formazione degli insegnanti, un asset che la legge antidroga ancora vigente in Italia, che è vecchia di 30 anni, prevedeva come cardine della scuola italiana, ma che poi è stato abbandonato per varie ragioni, tant'è che molti insegnanti si rivolgono anche a noi, oltre che ai SED ed altre strutture, per essere aiutati a capire meglio i segnali che vengono dagli adolescenti, intercettare i segnali di rischio e cercare di sostenere questi ragazzi in situazioni di disagio
per evitare che precipitino nella dipendenza. Questa è un po' la sintesi. Sono coinvolte, diceva Presidente, 3 province, lei adesso è a Caltanissetta, però ha detto anche Enna, Agrigento, in un percorso che dura 2 anni, è così? Sì, e che coinvolgerà i servizi di prevenzione delle ASP, le scuole, i servizi sociali dei comuni e associazioni di volontariato, la Caritas e anche altre. Ed è un progetto che noi cerchiamo di sviluppare e cercheremo di sviluppare senza enfasi, senza avere la pretesa di essere i taumaturghi del mondo, ma con molta umiltà e soprattutto consapevoli che insieme si può fare qualcosa, e quindi la necessità di lavorare insieme. E abbiamo trovato in questa fase di allestimento della rete di sinergia grande disponibilità da parte delle aziende sanitarie provinciali, da parte degli interlocutori nelle scuole, gli uffici scolastici e i capi d'istituto e il volontariato. È necessaria una rete di consapevolezza prima ancora che di attività di prevenzione, perché purtroppo c'è una tendenza crescente alla assuefazione, a considerare normale o inevitabile la diffusione del consumo di droga e di altre dipendenze non meno pericolose tra i giovani. Questa l'assuefazione che il Censis nell'ultimo rapporto, e l'ho ricordato nell'intervento pubblicato sulla Sicilia lunedì, il Censis ha definito come sonnambulismo che affligge il paese. Sonnambulismo, sì, è una parola che si sta diffondendo. A che cosa si riferisce, Presidente De Cristofaro? Si riferisce proprio alla incapacità di cogliere i segnali di pericolo e all'accettazione supina, inerte e rassegnata di una realtà che invece è patologica, che come tale deve essere affrontata e curata. Naturalmente il luogo cruciale, scusi se la interrompo, Presidente, è la scuola, lei l'ha appena accennato, quindi è necessaria la formazione di insegnanti, altri professionisti, e voi utilizzate un termine bellissimo che si usava ai tempi, ancora oggi si usa nel campo della musica, unplugged, che vuol dire non elettrico ma acustico. Come mai unplugged? Ma è il titolo di un progetto che è stato elaborato da alcuni sociologi e pedagoghi e che è applicato già da qualche anno in 6 paesi europei e in alcune regioni del nostro paese. Ed è un progetto che prevede appunto questa rete senza grande enfasi, ma una rete di ascolto e di relazione proficua per evitare di considerare patologico, di evitare il giudizio, ecco, facendo prevalere invece l'aiuto, l'ascolto e il confronto costruttivo. Ecco, Casa Rosetta, parliamo un po' di voi, è opera dal 1985 e avete 2, diciamo, centrali, se posso usare questo termine, uno proprio a Caltanissetta, anzi 2, Villascione e La Ginestra, ma anche a Caltagirone. Sì, a Caltagirone c'è una delle 3 comunità terapeutiche delle quali parlavo all'inizio, ed è a Borgo Ventimiglia, un vecchio borgo rurale che il Comune ha concesso all'associazione Incomodato molti anni fa e che l'attuale amministrazione, superando alcune criticità che la precedente aveva intravisto in maniera infondata, ha rinnovato in concessione, ed è una struttura di straordinario valore, al di là anche dei 30 utenti che sono ospitati lì, perché è una testimonianza di vita, di alternativa per la città, e attorno a questa comunità e a margine di questa comunità, insieme con l'amministrazione comunale, abbiamo concordato anche la creazione di un centro di ascolto e di aggregazione giovanile nella città di Caltagirone, cosa che ci accingiamo a fare in un'associazione temporanea di scopo con una cooperativa sociale che opererà in un locale messo a disposizione dalla Curia. Quindi cerchiamo di fare rete nel territorio per raggiungere, per un'azione il più capillare possibile, che raggiunga effetti e che realizzi questa prevenzione di patologie
che ahimè incalzano e che le statistiche purtroppo segnalano in forte aumento. Ecco Presidente, è spiacevole ricordarlo, ma è necessario che la gente lo sappia. A febbraio c'è stato un incendio doloso che ha provocato anche danni gravissimi nell'immobile di Gela, un immobile che proveniva proprio da una confisca, è giusto? Sì, è un immobile che il comune di Gela, su anche sollecitazione del prefetto di Caltanissetta, che è una donna ed è un funzionario di straordinaria energia, di straordinaria competenza, ha messo a bando con un avviso pubblico per assegnarlo per finalità di utilità sociale, come prevede la legge sull'utilizzazione dei beni confiscati alla mafia. E a questo bando abbiamo concorso raccogliendo l'appello alla disponibilità a operare anche a Gela con un centro per i giovani. Purtroppo nelle more della consegna dell'immobile doveva farsi lo sgombero di quanto era rimasto lì, è stato lasciato lì dal vecchio proprietario e altre cose. Questa villa, che è alla periferia della città, è stata devastata, anzi quasi distrutta da un incendio. Stiamo vedendo le immagini che effettivamente fanno impressione. È un pessimo, cattivo segnale, perché su un percorso di affermazione del primato dello Stato sulla illegalità, però il Comune di Gela, la Prefettura e anche altri enti, altri soggetti istituzionali stanno cercando di recuperare questo bene, perché noi abbiamo detto di essere disponibili, ma a svolgere lì, a realizzare lì un servizio, un progetto che non è di Casa Rosetta. Noi non intendiamo andare lì ad aprire mettere l'insegna, non teniamo a questo. Infatti ho detto fin dall'inizio che il nostro progetto vuole realizzarsi attraverso una sinergia con le forze locali, associazioni di volontariato, le scuole, i servizi sociali del comune, chiunque altro voglia essere partecipe a questa operazione di valorizzazione dell'altra Gela, perché c'è una Gela sicuramente penalizzata e afflitta da quella patologia mafiosa, criminale, ma c'è anche un'altra Gela che ritengo che sia prevalente, fatta di persone per bene che vogliono un futuro sereno, un futuro civile, un futuro moderno. E in questa direzione abbiamo offerto la nostra disponibilità, mettendo a disposizione cioè le competenze, le esperienze, le competenze professionali che ci sono in associazione per realizzare. Ho detto che questo servizio noi vorremmo realizzarlo attraverso proprio anche la costituzione formale di un'associazione temporanea di scopo, perché la pluralità del soggetto e la espressione del progetto, la riconducibilità del progetto al territorio di Gela sia anche giuridicamente riconosciuta. Bene, grazie e complimenti davvero Presidente Giorgio De Cristofaro, Presidente di Casa Rosetta. Progetti importantissimi, coinvolgimento di scuole, istituzioni e territori, estremamente importante proprio per la prevenzione, per evitare che tanti giovani finiscano poi prigionieri e dipendenti dalle droghe. Adesso facciamo una breve pausa e poi fra poco ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia riprende con due graditissimi ospiti, la dottoressa Maria Grazia Arena, ginecologa, e il dottor Carlo Vanchieri, che è primario di pneumologia al Policlinico di Catania. Vogliamo parlare di una settimana aperta per le donne. Dunque il 22 aprile, è ancora un po' distante, però è bene che ci prepariamo, è la giornata nazionale della salute della donna e per questo voi state preparando una settimana di iniziative, vero? Esatto, Onda come anche gli altri anni ripete questa iniziativa importantissima. La settimana va dal 18 aprile al 22
offre una serie di servizi di screening, prevenzione, controlli gratuiti. Gratuiti, ovviamente, non è necessaria richiesta, non è necessaria, è solo necessaria una prenotazione fattibile attraverso il sito www.bollinorosa.it che collega a tutti gli ospedali della Regione Sicilia che hanno aderito all'iniziativa. Un'iniziativa che ha anche l'obiettivo della prevenzione nei confronti di, come dire, attrezzare un po' anche le donne sempre più vittime purtroppo di violenza. Sicuramente sì, uno degli obiettivi non è solo quello della diagnosi, ma anche quello della prevenzione e di offrire la possibilità a donne che magari altrimenti non hanno un accesso così immediato tutte le informazioni sulle patologie che possono essere di maggiore interesse per loro. Certo, già c'è un sito, abbiamo detto, con dei servizi che sono disponibili già adesso, mi pare, no? Certo, nell'ambito nel particolare l'azienda a cui appartengo, che è l'azienda Policlinico San Marco, ha pubblicato gli orari, i giorni delle visite, dei consulti, sia in ambito ginecologico, sia in ambito endocrinologico, pneumologico, di tutte le branche specialistiche che hanno aderito all'iniziativa. Quindi ricordiamolo, l'indirizzo www.bollinirosa.it, ma lo possono digitare già adesso? Certo, assolutamente sì, è già operativo ed è già attivo. Molto collega l'azienda dove l'utente vuole eseguire la... Quindi prestazioni gratuite che poi si svolgeranno, abbiamo sentito, dal 18 al 23. 24? Al 22. Sì. Al 24, non è la prima 18, volta che questa iniziativa viene fatta? No, è un'iniziativa che va avanti da almeno 9 anni. E che risultati avete potuto verificare? Ma credo che il risultato più interessante e più importante sia quello appunto di dare questo accesso libero a persone che altrimenti per vari motivi non riescono ad avere un approccio diagnostico e soprattutto non riescono ad avere le giuste informazioni. Dobbiamo considerare che nel caso della donna e di iniziative di questo genere non si parla soltanto di medicina di genere in termini di differenza di sesso, ma anche di differenze di carattere socioculturale che ci possono essere tra uomo e donna. Quindi credo che questa sia una grande opportunità che si dà. Ma non è soltanto relativo alla provincia e alla città di Catania, mi pare di capire. Assolutamente. Ecco, questo spieghiamolo bene. L'osservatorio è nazionale. L'ONDA, che è Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, è una istituzione nazionale. E in Sicilia? In Sicilia aderiscono tutti gli ospedali della regione che hanno accolto questo tipo di invito, che sono sensibili a questo tipo di invito. E sono tanti? Sono abbastanza, sì. L'azienda Policlinico San Marco ha ottenuto, perché per ottenere il bollino rosa devi anche durante l'anno offrire un'attività di servizi, di accoglienza, a prescindere chiaramente dalla settimana 18-24 aprile. Deve essere un'attività che si perpetua durante tutto l'anno con serietà, stando vicini chiaramente alle donne. E il riconoscimento del bollino rosa come è avvenuto e come avviene? Sostanzialmente le nostre aziende hanno aderito all'iniziativa e poi hanno chiesto, a noi primari chi volesse partecipare. Devo dire che è stato piuttosto interessante, almeno per quel che mi riguarda. Io sono uno pneumologo, per cui magari è meno ovvio pensare a delle differenze di genere nell'ambito delle patologie respiratorie, invece anche lì ci sono delle differenze, quindi ho accolto con molto favore questo invito e ho partecipato con entusiasmo, perché per esempio pochi sanno che anche nell'ambito delle patologie respiratorie ci possono essere differenze tra i sessi. Certamente voi specialisti conoscete. Nella scheda che poi i colleghi hanno preparato leggo addirittura che ci sono 361 ospedali dislocati nel territorio nazionale che aderiscono un po' a tutta questa iniziativa. Sì. Direi un grossissimo successo. Penso che siano migliaia le donne che sono che afferiscono. Poi un altro elemento fondamentale è l'accoglienza presso i centri di ascolto
relativi anche alla violenza sulle donne, quindi anche i servizi sociali hanno offerto tantissima diciamo, partecipazione e disponibilità. Loro hanno addirittura... Questo è estremamente delicato anche un po', ma anche importante. Come avviene? Cioè, se ci fosse l'esigenza di parlare di questo. I servizi sociali sono sempre in accoglienza continua, quasi tutti i giorni della settimana, possono, chiunque ne ha necessità può chiamare, sono consulenze telefoniche, consulenze in presenza, e chiaramente questo apre poi un confronto multidisciplinare, perché il servizio sociale, se lo ritiene necessario, apre uno sportello su tutte quelle che sono le necessità della donna che ne ha fatto richieste. Questo è molto importante e grazie anche per questa precisazione che credo interessi molte donne. Allora ricordiamo la giornata nazionale della salute della donna, che è il 22 di questo mese, e la settimana che la comprende è quella che va dal 18 al 24 e al centro c'è il Policlinico di Catania, ma poi ci sono anche decine e decine di altre strutture, giusto? Sì, ci sono altri ospedali, devo dire molti in Sicilia, e devo dire che l'adesione è stata importante, nel senso che abbiamo ricevuto già tantissime prenotazioni per i giorni in cui abbiamo dato la nostra disponibilità. Già le prenotazioni sono già in corso? Tante prenotazioni, sì. Beh, questo è molto bello e molto positivo. Complimenti naturalmente, buon lavoro, grazie per essere stati con noi. La dottoressa Arena è il primario di pneumologia al Policlinico, dottor Bancheri. Grazie ancora, buon lavoro e naturalmente poi ricorderemo ancora la giornata che è quella del 22 e l'inizio della settimana che è il giorno 18. Adesso facciamo una breve pausa e noi ci guardiamo, se voi volete, insieme con noi, l'almanacco. Il 9 aprile si celebra la giornata mondiale dell'unicorno, un simbolo di purezza e magia che negli ultimi anni è diventato popolare anche sui social. Questa creatura mitica, conosciuta sin dalle antiche culture sumere, indiane e cinesi per i suoi poteri speciali, è vista anche dal cristianesimo come emblema di purezza e innocenza. Sapevate che la caffeina si trova in quantità diverse a seconda della bevanda scelta? Mentre una tazzina di espresso contiene circa 80 mg di caffeina, per raggiungere lo stesso livello con il tè occorrerebbe berne molto di più, soprattutto se si opta per il tè verde, che ne contiene la metà rispetto al tradizionale. Oggi esploriamo l'espressione fare il buono e il cattivo tempo. Questo modo di dire significa avere il potere di influenzare le decisioni di altri, spesso grazie alla propria autorità o posizione di forza. L'origine di questa espressione affonda le radici nella mitologia. Zeus per i greci, Giove per i romani, il dio che regnava sull'Olimpo, aveva il potere di scatenare tempeste con un semplice lancio dei suoi fulmini. Oggi per fortuna è una giornata di bel tempo, è il momento di tornare a dare un'occhiata ai quotidiani con Angelo Gagliano. Sì, stamattina andiamo a leggere anche la prima del Dubbio, il titolo La tangente da 12 euro che ha mandato in tilt il PD di Eli Schlein. Dopo il caso dei pedaggi gratis, i Dem affidano le candidature all'ex PM Franco Roberti, Pecorella, Forza Italia, torni garantista, la teoria gender surrogata, l'ultima frontiera di Papa Francesco e poi il piano di Trump per Kiev, una resa a Putin. Si ritorna di nuovo su questo tema. Altri quotidiani che non abbiamo visto ancora la mattinata, con l'Osservatore Romano, favorire i negoziati per una pace giusta e duratura, e poi ritorno tra le macerie, migliaia di sfollati rientrano a Khan Yunis dopo il ritiro dell'esercito israeliano dal sud di Gaza, stallo nei negoziati per la tregua. Abbiamo da leggere ancora la prima della Nazione, drone sulla centrale, incubo nucleare. Il velivolo si schianta contro uno dei reattori di Zaporizhzhia. Mosca e Kiev si accusano a vicenda, Tajani evitare un'altra Chernobyl, Medio Oriente
l'ultradestra contro Netanyahu, attacchi Rafah o lo faremo cadere, nuovo stop dagli USA, contrari comunque ai raid. La benzina in rialzo, la nostra mappa per risparmiare tra self e servito, insomma bisogna fare attenzione. E poi ancora si parla della Scala, Sala fa saltare la nomina del ricambio, gelo del Ministero, sorpresa alla Scala, Meyer verso il bis. Le successioni si pagheranno come si fa per i 730, quindi insomma c'è una semplificazione o comunque si cerca di dare una mano ai contribuenti. E adesso andiamo a leggere qualche notizia, qualche approfondimento dalle pagine interne. Quello che mi piace farvi vedere stamattina è invece questa sequenza di immagini a proposito dell'eclissi che c'è stato. Bellissime, 4 minuti senza il sole, l'eclissi strega l'America, e vedete come via via il sole sia stato coperto praticamente dalla Luna. Dal Messico alla Canada, col naso all'insù, fa stupore, tanto business per l'evento diciamo astronomico. Il business cos'erano? Gli occhialini e tutti questi occhialini che sono stati praticamente di venduti. tenere il telefonino. Perché altrimenti insomma sarebbe stato un po' complicato poter diciamo assistere, visionare questo fenomeno. Poi ancora dal Fatto Quotidiano stamattina leggiamo invece un'altra notizia. La RAI, par condicio ai cronisti, la destra sta trattando con Boschi. Colloquio tra Fratelli d'Italia e comunque la Renziana, l'ipotesi che nei talk si debbano invitare giornalisti con punti di vista alternativi. Ma davvero? Una novità assoluta. Vedi cos'è che alla fine cos'è che si è riusciti diciamo a pensare. E poi ancora invece torniamo ad occuparci invece del caro benzina. Aiuto! Torna il caro benzina, 7 euro in più per ogni pieno, la speculazione sui prezzi. Al self-service la Verde aumenta oltre 1,9 al litro, 1,90 € al litro. La salita è in risalita anche il diesel. In autostrada per il servito si arriva a pagare 2,50 €. Questi sono i prezzi. E insomma non è certamente un momento semplice. Traino del petrolio, l'ombra degli affaristi, quei rialzi tra la produzione e la vendita. Insomma bisogna capire poi dove sta. C'è sempre una ragione e poi c'è sempre la speculazione. Esattamente, c'è sempre qualcosa che non va esattamente. Grazie Angelo Gagliano. Adesso è il momento di dare un'occhiata alle stelle. Lo facciamo come al solito con Marco Amato che trangugia il suo bel caffè con una tazzina sobria oggi, sobria ma elegante, no, quasi sobria. Vai Marco. Tazzina col trucco. Col trucco. Buongiorno Però amico. stavolta non ho versato il caffè. Va bene, va bene. Allora, tocca a te. Buongiorno ragazzi, allora, stregati tutti da questa eclissi meravigliosa, ed era il punto d'osservazione azimutale ideale, era l'America. Sì, come ho detto ieri, ci tenevo a ribadire che l'eclissi è semplicemente un momento in cui la Luna ripesca dal nostro subconscio qualcosa di interessante, forte. E forte mi è sembrato nella sua delicatezza, proprio perché le lunarità sono forti di sentimento, e il gesto che mi ha colpito molto di un elegantissimo bilancia che è un grandissimo rocker della storia musicale americana, ed è il signor Bruce Springsteen, che al concerto di Filadelfia ha fatto un gesto veramente molto poetico, molto suave, perché una ragazzina in prima fila aveva un cartello con su scritto che per vedere il concerto non è andata a scuola, quindi aveva bisogno che gli firmasse la giustificazione. Il rocker ha fermato il concerto, ha firmato la giustificazione che chiaramente non sapremo mai se avrà una validità in termini scolastici, penso ma che questo non penso che il professore se l'è attaccato come un quadro, no? A giustificazione di Springsteen. L'avrà esaurizzata come un cimelio sicuramente. Appunto. Però sicuramente per quella ragazzina che ha ricevuto pure un bacio dal grande rocker sarà stato un concerto indimenticabile sicuramente. Mi piaceva porre l'accento sul fatto che
La bilancia è il segno dell'eleganza e dell'equazione, nel senso riesce a capire le ragioni di tutti. È un po' una caratteristica dei segni d'aria, perché sono più ecumenici, gemelli, bilancia e acquario, ma sicuramente la bilancia è quella che più di tutte ha il dono della mediazione. Ma oggi la situazione planetaria è ben diversa, proprio perché questa luna che ha stregato tutti si compie nuova ed eclissi in Ariete, il che significa che fa ripartire lo zodiaco, soprattutto in Ariete, visto che per adesso è affollato di pianeti. Abbiamo il Sole, Venere e Mercurio. Proprio la Luna è su Mercurio, un Mercurio retrogrado. Quindi cosa fa la Luna? Emotivamente cerca di stimolare il pianeta della comunicazione a cercare delle nuove verità. Ed è proprio questo il concetto che abbracceranno Ariete, Leone e Sagittario, i segni di fuoco, appunto. Cercare delle verità affettive l'Ariete, cercare delle verità lavorative il Leone, cercare degli affari e delle relazioni più valide il Sagittario. Se va bene il fuoco, va bene anche agli Aria per regola zodiacale, soprattutto ad Acquario e ai Gemelli, che sono equidistanti dall'Ariete. I Gemelli tendono a collaborare molto di più e ad avere delle relazioni sì da capo, da leader, ma lasciando il giusto spazio al resto della squadra. Mentre invece gli Acquario hanno questa dote comunicativa che li rende sempre poliedrici ed adattabili a qualunque tipo di interlocuzione, anche se per adesso l'Acquario si sente un po' una tigre in gabbia. A proposito di tigri più o meno eleganti e sinuose, chiaramente se la Luna è in Ariete è opposta alla bilancia, quindi proprio l'elegante bilancia oggi può avere in queste crisi bisogno di ripartire da se stesso e di ricreare una nuova vita sentimentale. Bilancia è segno di Venere della coppia, per cui proprio oggi si prevedono degli incontri molto fortunati tra lavoro e seduzione affettiva. In bocca al lupo, cari Bilancia. Cosa fanno gli Acqua e i Terra? I Terra, Toro, Vergine e Capricorno in questa luna stanno un pochino costretti, proprio perché il Toro deve riflettere un po' meglio sulle sue vicissitudini lavorative, sulla presa di responsabilità che ha nelle azioni e nelle conseguenze delle azioni, mentre invece i Vergine si sono finalmente, giustamente e sanamente stancati di sobbarcarsi tutta una serie di responsabilità, quindi lasciano un margine, una distanza, ma quella Luna e quella Venere ti stanno indicando che forse c'è bisogno anche di una carezza affettiva. Capricorno, che anche se ha la Luna contro, ha tutto il resto del planetario assolutamente a suo favore. Ancora qualche dubbio da Venere, un po' di stanchezza con il Sole in Ariete sicuramente, ma il Capricorno va come un treno verso il suoi traguardi. I sensibilissimi Acqua cosa fanno? Cancro, Scorpione e Pesci. Il Cancro sta assolutamente un po' esagerando, perché dell'ora sia il suo momento, quindi scalpita, cari Cancro, un po' di calma. Scorpione, la Luna è marziana, quindi ti aiuta assolutamente nell'azione, nel decisionismo e nella passione. Un po' più divertiti, un po' più ironici per adesso, prendete molto alla leggera. Pesci, prese di posizione invece forti, dure, coese, solide. I pesci sono molto più sicuri e adesso troveranno il modo anche di polarizzare l'attenzione professionale, affettiva e lavorativa sulle loro decisioni importanti e prese con coscienza. E detto questo, ragazzi, vi auguro una splendida giornata con la mia tazzina anni 60 col trucco. Grazie, buona giornata a te Marco e complimenti come al solito per le tue come dire, importanti delucidazioni astrologiche. Abbiamo ancora il tempo per appena una pillola, guarda, parliamo di intelligenza artificiale che corre tantissimo verso i 1.000 miliardi da asset per gli investitori a uno strumento per i gestori, quindi diventa anche uno strumento di risparmio. Comunque gli esperti mettono in guardia dal rischio bolla e comunque sono 970 milioni di dollari di flussi verso quelle che sono gli ETF tematici solo nel mese del 2024. Solo in un mese 974 milioni di dollari, tantissimo. È destinato questo mercato ad attirare e sfiorare 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.
30, insomma un business. Torniamo indietro, quando ancora l'intelligenza artificiale non c'era e manco veniva pensata. Il 9 aprile del 1838 a Londra si inaugurava la National Gallery, un evento che ha cambiato il panorama culturale della città, ma poi insomma, è famosa nel mondo, offrendo una nuova casa all'arte proprio lì a Trafalgar Square. Esattamente 30 anni dopo, siamo nel 1868, Giosuè Carducci veniva sospeso dall'insegnamento a Bologna. Eccolo qui Giosuè Carducci, per avere, tra le altre cose, sottoscritto una lettera diretta a Mazzini e a Garibaldi. Nel 1959, quindi un salto davvero avanti di quasi un secolo praticamente, il 9 aprile segnò l'inizio di una nuova era con l'annuncio di Mercury 7, i primi astronauti del progetto Mercury. Questi uomini avrebbero poi lasciato il loro segno su tutti i programmi spaziali americani, da Mercury fino allo Space Shuttle. Nel 2003, lo stesso giorno, sempre il 9 aprile, guardate un po', l'avete visto Saddam che viene buttato giù, no? Le truppe statunitensi entrano a Baghdad e così un monumento simbolico che culmina con questa caduta della statua, l'inizio di una nuova era per l'Iraq che poi invece si è rivelato un po' complicato, quantomeno. Il 2005 portò un altro evento degno, sempre chiaramente degno di nota, il 9 aprile, il matrimonio tra il principe Carlo, stiamo vedendo la foto, e Camilla Parker Bowles, un evento che attirò l'attenzione del mondo intero. Già. Ora, 9 aprile del 1948, la nascita di una delle icone della musica italiana, guardate quanto è bella, Patti Bravo, Nicoletta Strambelli. Perché Bravo, a quanto pare perché si è ispirata a Dante Alighieri, che ha fatto un verso nella Divina Commedia, guai a voi anime brave, allora lei ha detto, cioè, allora bravo anch'io. E Pazza Idea è forse una delle canzoni più conosciute e anche più tipiche di quel periodo, il periodo delle trasgressioni, non le canzoni Cuore, Amore, Sole come sono tornate ad essere a oggi. Allora si erano un po' più trasgressivi, quindi in quella canzone una donna racconta che mentre sta facendo l'amore con il suo uomo sta pensando a un'altra persona. Vi lasciamo con Pazza Idea e vi auguriamo buona giornata e l'appuntamento con Buongiorno Sicilia per domani. Buongiorno Sicilia, a domani. Pazza Idea.